Io ricevo volentieri il ministro Boccia, si sappia che incontrerà poi la regione che ha inventato questa operazione. Abbiamo fatto una legge referendaria, voglio anche ricordare che il partito del ministro Boccia a giugno 2014 ci ha impugnato la nostra legge per non farci andare a referendum. Abbiamo vinto noi in Corte Costituzionale, quindi se oggi si parla di autonomia in Italia è perché noi abbiamo vinto quella sentenza nel luglio 2015. Da qui partiamo da questo referendum, 2.328.000 veneti, 688-89 giorni dal referendum. Partiamo anche da un altro valore che è quello che noi abbiamo fatto tutti i compiti per casa, per cui è pronta la bozza. Che cos'è la bozza? È l'accordo, come prevede la Costituzione, da firmare con il governo. Cioè, la Costituzione dice che deve essere firmata l'intesa, cioè l'accordo tra il governo e la regione. 23 materie, ci confrontiamo, non siamo guerrafondiai, non siamo lì a cercare la rissa, ma sicuramente sarò lì a far rispettare la volontà dei veneti. La verità è che i governi, me lo lasci dire, fino ad oggi non hanno mai presentato la loro idea di autonomia. È come andare dal notaio, avere un contratto da sottoporre per la controparte, e la controparte ti dice: ma no, io non sono d'accordo sul tuo contratto, lo firmerei diverso. Allora, dimmi cosa faresti. No, ma non sono d'accordo, continua a dire così. La controparte del governo presenti il suo progetto, lo presenti ai cittadini veneti, poi saranno i veneti a valutare se è autonomia o se è una presa in giro. Ma continuare con sta nenia, con sta manfrina per mesi, per anni, a dire non sono d'accordo sulla sanità, non sono d'accordo sulla scuola o su altre robe, non serve a niente. Diteci cosa volete voi come autonomia e noi vi diciamo se ci va bene oppure no.